Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati come al solito in questo nuovo video mattiniero. Allora ci prendiamo un attimino una pausa dal campionato del mondo del 2013, lo so che non vedete l'ora di vedere come va a finire, ma c'è questa partita che vorrei mostrarvi, anche un attimino per distrarci da quel momento fatto da lunghe patte. Allora stiamo online, siamo sul sito Chess24, c'è Carlsen col nero che gioca una partita velocissima online. Il suo avversario è un ragazzo 18enne. Vediamo un pochettino come andrà. E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5, Ruy Lopez, cavallo F6, la risposta preferita, difesa a Berlino, l'abbiamo vista anche in gara 4 del campionato del mondo 2013. Arrocco corto, cattura su questo pedone, D4, fa tutto parte dell'apertura ragazzi, cavallo D6 minacciando questo alfiere e ora le continuazioni sono o si cattura subito sul cavallo C6 o si sviluppa il cavallo C3 in modo tale da tenere anche il proprio alfiere. Qui il bianco gioca una mossa che si vede praticamente quasi mai, che è alfiere A4. Su questa mossa Carlsen inizia a dire non so se è particolarmente bravo il mio avversario o ha fatto semplicemente una stupidata. E per D4 la continuazione corretta, C3 sacrificando un altro pedone e in caso di cattura ovviamente il bianco andrebbe in vantaggio di sviluppo, motivo per cui questa è una mossa che si fa spesso, si gioca D3, si dà comunque il pedone ma non ti faccio sviluppare il cavallo. Alfiere 7, ora è Carlsen che vuole completare ovviamente il proprio sviluppo, segue però alfiere C2, questa sottile minaccia che se il nero ora va ad arroccare si prende il matto alla prossima. Ovviamente il nero vede questa mossa e gioca G6 creando un muro di pedoni contro questo tipo di attacco. Qual è il problema di G6? È che permette l'entrata dell'alfiere in H6 che non permette comunque l'arrocco. Segue cavallo F5 con l'idea di minacciare questo alfiere e di toglierlo in modo tale che Carlsen poi può arroccare. Donna D2, la donna si connette con questo alfiere e in caso di cambio del cavallo sull'alfiere la donna va in H6 e va proprio così la partita. Cavallo, donna, ancora una volta il nero non può arroccare. La posizione è più o meno pari, forse il bianco sta un attimino meglio perché ha già arroccato, il nero deve un attimino trovare il modo di arroccare, ma una volta che il nero avrà arroccato sarà tutto ok. D6 appunto con l'idea di sviluppare il prima possibile questo alfiere in E6, mettere la donna in D7 e arroccare dall'altro lato con l'arrocco lungo. Cavallo BD2 sviluppando l'altro cavallo e mettendo in communication le torri, alfiere in E6 e ora attenzione a questa mossa molto carina, alfiere in A4 inchiodando questo cavallo. Non solo, donna D7 che sarebbe ora la mossa che vorrebbe fare il nero, metterebbe sotto queste inchiodature di alfiere non solo il re ma anche la donna e quindi attualmente non c'è nulla di concreto e di reale, ma è una mossa che spaventa. In più stavano giocando veramente una partita velocissima, quindi non è che ci sia molto da pensare, motivo per cui non viene giocata questa. Carlsen decide di giocare A6 con l'idea poi di andare a spingere su B5. Segue cavallo D4 aumentando la pressione su questo cavallo e anche allo stesso tempo si minaccia di catturare questo alfiere. Carlsen trova questa bella risorsa difensiva che è alfiere G5. Alfiere G5 minaccia la donna, allo stesso tempo minaccia anche questo cavallo, però bisogna vedere ora cosa succede. L'unica possibilità per la donna è andare G7 poiché tutte le altre case sono occupate, questa dal pedone, questa dall'alfiere e questa dall'altro alfiere. È costretto ad andare in G7, ora su G7 si minaccia la torre e qui Carlsen gioca alfiere F6 minacciando la donna che deve ritornare qui. Ora si poteva proporre una patta, però il campione del mondo non gioca per un pareggio, almeno non nelle partite online di questo tipo, e poi è una bullet essenzialmente. Dunque, onde evitare ripetizioni di questo tipo, eccetera, eccetera, torniamo indietro. Carlsen su donna H6 non gioca più alfiere G5 ma dà questo alfiere per il cavallo. C per D4 e ora comunque ci sono un po' di minacce nell'aria. Ancora il nero, cioè il re al centro,
Il turno appunto del nero che gioca B5 per togliere questo alfiere fastidioso che va in B3. Si minaccia la cattura su questo alfiere e ora c'è cavallo per D4, si è guadagnato un altro pedone e ora si è pronti anche a difendere il proprio alfiere. Il cavallo, una volta che sarà posizionato in E6, controllerà anche la casa di entrata G7 della donna. Segue subito donna G7 con attacco doppio. Questa mossa era sfuggita a Carlsen, purtroppo, anche se non è totalmente deleteria, perché c'è questa mossa intermedia di scacco di cavallo in E2. Re in H1 e ora la torre però deve essere difesa. L'unico modo per farlo è avvicinarla al proprio re. C'è questo pedone in presa che attualmente il bianco non si prende, preferisce giocare torre in F e va in E1, mettendo questa torre su una colonna molto importante. Il cavallo si deve ritirare in F4, non è che abbia molte possibilità di ritirata. Cavallo in E4 e questo cavallo inizia ad andare all'attacco. L'idea di questo cavallo è di andare su F6 e dopo uno scacco insomma il re si sposta, la donna diventa più forte, insomma ci sono un po' di cose da considerare. Donna in E7 con l'idea di proteggere il più possibile questa torre in modo tale che poi il re può scappare dove gli pare e piace. Cavallo F6 scacco, re di 8. Per fortuna che questa donna teneva questo punto. Però ora il cavallo può catturare su H7 minacciando la torre che deve spostarsi in E8. Il cavallo ritorna in F6 minacciando la torre e adesso la situazione si fa critica. Dove la metto questa torre? Dove la metto? Dove la metto? E qui ancora un'altra risorsa difensiva molto bella, cavallo in H5. L'idea è, sì, tu mangi pure la torre, io però ti mangio la donna col cavallo. Quindi il bianco è praticamente costretto a cambiare i cavalli e ci ritroviamo davanti a questa posizione. Dunque c'è pressione su questo alfiere non si può togliere poiché c'è dietro la donna, il nero ha il re al centro, qui il vantaggio del bianco c'è e si vede tutto. Ancora il bianco fa una mossa ancora sorprendente e la mossa è alfiere in D5 andando a minacciare l'altra torre e a seguito di torre C8 c'è quest'altra manovra di alfiere molto raffinata che è alfiere C6. Ovviamente non è possibile entrare di difesa con l'alfiere altrimenti perdiamo la donna perché c'è l'attacco con la torre. Siamo costretti a spostare l'alfiere. Siamo costretti a spostare la torre. Qui Carlsen gioca donna in F8 con l'idea che se tu mi catturi la torre io ti catturo la donna e se tu mi catturi la donna io salvo la torre. Che cosa sarebbe accaduto su un'ipotetica torre in F8? Sarebbe accaduto F4 seguito da F5 con l'idea di giocare sempre su questa inchiodatura. D'altronde la donna non può andare su case chiare perché c'è l'alfiere, non può allontanarsi poiché deve tenere questa torre. Ecco il motivo per cui questa mossa sarebbe stata troppo forte. Carlsen perciò gioca donna in F8 che è un'ottima mossa, ma ancora una volta il bianco le vede tutte. Ti lascio 10 secondi di tempo per cercare di trovare la mossa vincente del bianco. La mossa corretta del bianco è torre per E6. Riesci a capire perché è corretta? Si può catturare sia di pedone che di torre. Allora, se catturiamo di torre perdiamo la donna. Mi sembra abbastanza scontata la cosa e alla prossima è anche matto. Se invece catturiamo di pedone, guarda cosa si apre. Si apre questa. Motivo per cui su questo sacrificio di torre su E6 Carlsen abbandonò complimentandosi con l'avversario. Dunque ragazzi, anche ai migliori capitano partite un po' così, è stata una variante un po' strana, Carlsen si è trovato subito in difficoltà, non ha potuto arroccare, ma c'è da dire ovviamente che i meriti se li prende il suo avversario, questo ragazzo di 18 anni che ha giocato veramente molto bene. Bene, noi ci vediamo domani mattina, sempre all'incirca attorno alle 8 di mattina, con un altro nuovissimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare?
Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!